Benvenuti amici appassionati di calcio, siamo alla Dacia Arena, Stadio Friuli, è tutto pronto per la partitissima del calcio dilettanti con i nostri 11 del Messaggero Veneto che fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Giocheranno agli ordini del mister Giulio Cesare Franco Martin contro la Primavera dell'Udinese. Il mister Luca Mattiussi ci sarà anche la presentazione ufficiale. Il portiere giocherà nel primo tempo titolare Nicodemo, il numero 2 è Buzzol, vedete che vengono anche premiati dal direttore generale dell'Udinese Calcio Franco Collavino. Il numero 4 giocherà nel primo tempo, anzi il numero 5 è Racca, gioca con la Juventina, il capitano della Juventina, squadra di promozione girone B. È la volta di Ciriaco, giocherà con il numero 3 questa partita. Il numero 7 arriva dalla Procer Vignano ed è Eros Pavan. Eccoci qua, direttore generale del calcio. E lo chiamiamo qua subito, è caro direttore, perché qua non faccia il timido, questa è anche a casa sua. E allora, numero 6, Giovanni. Il numero 6 è Giovanni Anese e gioca con la Spal Cordovado. Con il numero 8, adesso si prepara direttamente la Casazza, Matteo Dalla Cina. Il numero 8 gioca con la Polisportiva Casarsa, Matteo Dalcin. E con il numero 4 per Ciccio, Luca Sager, primo precedito. Vai Ciccio. E adesso passiamo subito agli attaccanti con il numero 11. Con il numero 11 in attacco, dall'Union Pasiano, ed è allenato dal suo tecnico nella formazione neopromossa in eccellenza, Violo, e il numero 9 è Alessandro Cusin, che all'Union Pasiano ha realizzato un gol pesantissimo 2 settimane fa. Gioca con il Lignano. Poi Sevigliano Faullis ed è Enrico Ferrante. Con il numero 14 Elvis Belgrado. Con il numero 14 giocherà Elvis Belgrado, arriva dal Maniago Libero di prima categoria. E con il numero 15 Andrea Tonisso, non è mio parente, gioca con ovviamente con il Teor, come quasi tutti i Tonizzo di questa terra, e giocherà da difensore centrale basso a sinistra. Il numero 16 è un nipote d'arte, Michele Miano, arriva dalla Torreanese, del nipote di Paolo Miano. Il numero 17 Andrea Caverzan, gioca con il San Quirino in promozione girone A. Il numero 18 arriva dall'Union Martignacco e c'è qui il suo mister Paolo Barnaba, c'è anche Paolo Ziraldo, giocherà a centrocampo. E dal Palazzolo arriva Davide Piasentier, giocherà a centrocampo largo a sinistra. Con il numero 20 non ha ottenuto il permesso dalla sua azienda per poter arrivare qui a godersi questo pomeriggio. Lo salutiamo comunque. Nicola Scurdi gioca con il Domio in promozione. In attacco, dal Camino al Tagliamento, arriva Andrea Rebellato, giocherà con il numero 21. È uno dei più talentuosi della regione, quindi è impossibile non conoscerlo. Bene. E con il numero 22. E l'ultimo, con il numero 22, dalla Buiese, Gianluca Biancotto. E ricordiamo che più tardi, dopo, premieremo anche il miglior arbitro e invece il mister. Vogliamo premiarlo adesso o premieremo anche quello? Dopo, nell'intervallo, cosa vogliamo fare con il mister?
lo prendiamo subito nell'intervallo. Decidete voi. E quindi benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su Udinese TV. Siamo alla Dacia Arena, Stadio Friuli. Nel momento in cui viene chiamato dallo speaker, dal Poma, il mister della selezione dei nostri 11 selezionati dai colleghi del Messaggero Veneto, l'allenatore è Giulio Cesare Franco Martin, il tecnico dell'Union Pasiano, un vincente a tutti i livelli, sia da giocatore sia da allenatore. Questo signore è reduce da 2 promozioni consecutive, anzi 3 promozioni consecutive, perché ha dapprima 4 anni fa portato il Cordenons in eccellenza e poi è stato l'artefice della scalata all'eccellenza dell'Union Pasiano, che anche quest'anno si è posta come matricola terribile del massimo campionato regionale. Nel frattempo ringrazio Udinese TV per questa opportunità di seguire in diretta il meglio del meglio del calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia contro la primavera dell'Udinese. E allora andiamo a vedere anche l'11 titolare messo sul campo dal mister Luca Mattiussi. L'Udinese giocherà in porta con Borsellini e poi il numero 2 Zanetti, il numero 3 è uno dei volti nuovi e sarà sotto osservazione quest'oggi, Elis Sarda, il numero 4 è Brunetti, il numero 5 Vasco, il numero 6 Serafin, il numero 7 è l'altro Sarda Edil, il numero 8 Kalilovic, il numero 9 Melissano, il numero 10 Ruscio Garmendia, il numero 11 Valesanovic. E adesso godiamoci gli effetti di fondo della Dacia Arena con lo speaker ufficiale che legge i nomi dei giocatori. Zanetti, con il numero 3 Elis Sarda, con il numero 4 Simone Brunetti, con il numero 5 Filip Vasco, con il numero 6 Luca Serafin, con il numero 7 Edil Sarda, con il numero 8 Dino Alilovic, con il numero 9 Vincenzo Melissano, con il numero 10 Nico Ruscio Garmendia, con il numero 11 Mark Valesanovic, a disposizione con il numero 12 Alex Vidizzoni, con il numero 13 Daniele Pieghe, con il numero 14 Federico Ermacora, con il numero 15 Alberto Parpinella, con il numero 16 Andrea Ceromin, con il numero 17 Mattia Sanotti, con il numero 18 Edoardo Bobolon, con il numero 19 Luca Nicoso, con il numero 20 Frank Giudù, con il numero 21 Panos Armenacas, con il numero 22 Filippo Paoluzzi, con il numero 23 Gianmarco Cresciti, con il numero 24 Guido Variola e con il numero 25 Luca Magnino. Ed ora gli 11 del Messaggero Veneto, con il numero 1 Daniele Nicodemo, con il numero 2 Nicola Buzzol, con il numero 4 Luca Salgher, con il numero 8 Matteo Dalcin, con il numero 9 Alessandro Cusin,
rientrata dunque la presentazione stile prima squadra della amichevole tra i nostri 11 2015-2016 del Messaggero Veneto contro l'Udinese Primavera. Ancora un po' di festa anche per un giovane tifoso che oggi compie gli anni. Ringrazio anche Andrea per le immagini e la staff di Udinese TV per la regia. Siamo in diretta dalla Dacia Arena, Stadio Friuli. Vi ripeto i nostri 11 del Messaggero Veneto. In porta c'è Nicodemo, il numero 2 il difensore di fascia Bucciol, il numero 4 Salger, il numero 8 Dalcin, il numero 9 Cusin, il numero 10 Basso, il numero 13 Ferrante, il numero 15 Tonizzo, il numero 17 Caverzan, il numero 22 Biancotto. L'Udinese gioca con Borsellini tra i pali e poi Zanetti, Elis Sarda, Brunetti, Vasco, Serafin, Edil Sarda, Kalilovic, Melissano, Ruscio Garmendia e Varesanovic. L'allenatore dell'Udinese è ovviamente Luca Mattiussi, il tecnico dei nostri 11 è Giulio Cesare Franco Martin, allenatore dell'Union Pasiano. L'ufficiale di gara, l'arbitro di questa sfida, è Matteo Cristin della sezione Basso Friuli. Assieme a lui i suoi assistenti sono Maxime Sirbu della sezione di Udine e Stefano Savorgnan della sezione di Maniago. C'è un centinaio di persone arrivate sulle tribune della Dacia Arena. Il capitano dei nostri 11 è Salger, non fosse altro perché è il più anziano in gruppo. Salger è classe 82. Il capitano dell'Udinese è Serafin. Saranno loro a disputarsi il sorteggio per il campo e il possesso palla. Una iniziativa questa dell'amichevole tra l'Udinese Primavera e i nostri 11 che è alla sua seconda edizione. Già nella passata stagione si giocò qui alla Dacia Arena in periodo prenatalizio. In quell'occasione vinse la Udinese Primavera per 4-3 con l'11 di Mattiussi che rischiò di essere rimontato dalla formazione, in quell'occasione allenata da Pino Cortiula, che a quei tempi era l'allenatore del Lumignacco. Scherzando con Giulio Cesare Franco Martin, ma non troppo, le abbiamo ricordato proprio il precedente di Pino Cortiula che dopo aver guidato i nostri 11 qui alla Dacia Arena, qualche settimana dopo fu esonerato dal Lumignacco. Ovviamente ci ha scherzato, ma non troppo, ripeto, il tecnico dell'Union Pasiano, Giulio Cesare Franco Martin, che è uomo di campo, uomo di grande temperamento, è arrivato qui e ha consigliato ai suoi giocatori di divertirsi il più possibile. È un'occasione più unica che rara nella storia di calcistica e sportiva di questi ragazzi, quello di calcare il terreno della Dacia Arena, però non solo divertimento ma anche opportunità e volontà di mettersi in evidenza e magari anche di vincere la partita. Idem dicasi per l'Udinese Primavera che non calca sovente, anzi quasi mai, questo terreno. Sono giocatori quelli di Mattiussi, che oggi possono vivere una giornata di vetrina, di passerella, mentre comincia la partita con l'Udinese in maglia ovviamente bianconera che attacca da sinistra verso destra, mentre la formazione dei nostri 11 attacca da destra verso sinistra. Vedete che Giulio Cesare Franco Martin ha piazzato una difesa a 4, speculare il modulo scelto da Luca Mattiussi. Avanza Zanetti, si accentra sulla destra, la palla è per Varesanovic, sulla sua verticale prova a combinare qualcosa Edil Sarda. Spezzata la manovra dell'Udinese dai nostri 11 che lavorano sulla sinistra. Scivola Basso, che è il bomber della Profagagna, sulla linea laterale. Possesso per l'Udinese, imposta Vasco, questi è Kalilovic. Ancora spezzata la manovra dai nostri 11, Cusin partecipa alla fase di copertura e sull'out di destra avanza Tonizzo, guadagna il calcio di punizione.
battuta di Salger sulla testa di Cousin. Poi sulla sinistra mantiene il pallone in campo la selezione dei nostri 11. Il lancio è di Belgrado in avanti, questi è Kaverzan, avanza Bucciol, il suo cross al centro verso Biancotto, anticipato il numero 22. Gianluca Biancotto, numero 22, gioca con la Buiese in prima categoria. Ci sono osservatori, ci sono tanti mister in campo, è arrivato anche Luca Merlino, il DS della Profagagna. Halilovic, Varesanovic allarga sulla sinistra dove sale in possesso palla Ruscio Garmendia. Poi la chiusura su Elis Sarda da parte di Bucciol, che mette il pallone in fallo laterale, anzi era il numero 5 Racca. Ancora Vasco, sulla destra su Zanetti. Zanetti non controlla il pallone, si riprenderà con la rimessa con le mani da parte della formazione dei nostri 11. Basso va via a Varesanovic, poi si accentra il numero 10, interviene ancora al centrocampo dell'Udinese. Cousin ha un buono spunto, prova a lanciare in avanti Biancotto, ma è anticipato dall'uscita di Borsellini, l'attaccante della Buiese. Varesanovic, alto break dei nostri 11, la palla è per Dalcin e prova a sfondare centralmente. L'interdizione di Brunetti favorisce il recupero della palla da parte di Halilovic, che duetta con Ruscio Garmendia. Ancora Halilovic, Serafini, fraseggiano i centrali difensivi di Mattiussi, avanza Vasco, questi è Ruscio Garmendia, Edil Sarda va via a Bucciol e poi viene atterrato il neo arrivato in casa bianconera, guadagna un calcio di punizione da posizione pericolosa. Siamo poco fuori il vertice alto dell'area difesa da Nicodemo. Ci sarà un cross a rientrare, Brunetti sul pallone, sul punto di battuta, mentre Nicodemo ha piazzato Basso e Kaverzan, due uomini in barriera. Attenzione a quel che succede in area di rigore, tutti pronti per lo stacco di testa. Batte sul secondo palo, la palla sfila. L'ultimo a toccare è stato Biancotto e quindi ci sarà il calcio d'angolo a disposizione dell'Udinese. Di nuovo sul punto di battuta andrà Brunetti. Battuto corto, sempre Brunetti, mette scodella un pallone al centro, prova di testa Halilovic, esce dall'area, palla al piede la formazione dei nostri 11, ma insiste l'Udinese. Vasco e poi il tocco di Belgrado su un impallo sulla schiena di Melissano favorisce l'intervento di Nicodemo. Spista pallone Cousin, interviene Basso che prova a intrufolarsi tra le maglie difensive dell'Udinese, non riesce nell'iniziativa. Bianconeri subito
pronti a trasformare la fase difensiva in manovra d'attacco. Brunetti, pallone in avanti verso Edil Sarda, ma c'è Bucciol a presidiare la zona. Cusin, sale Salger, un filtrante che rappresenta una buona iniziativa da parte di Salger. Si chiude la difesa dell'Udinese, sale alto Borsellini e spezza la manovra dei nostri 11. Ancora in attacco l'Udinese. Kalilovic sulla destra per Varesanovic, la catena di destra è completata da Zanetti che riceve e poi spedisce il pallone tra i piedi di Ruscio Garmendia. Ancora una chiusura da parte dei nostri 11. Basso, un'occhiata in avanti, ottimo il passaggio verso Cusin che può galoppare, si accetta Cusin battendo sul tempo Serafini. Triangolazione, Biancotto un po' lento nel suo controllo, anche se poi è ancora i nostri 11 a gestire il pallone. Da Dalcin, che opera da regista arretrato in questa circostanza. C'è anche un pizzico di emozione chiaramente tra tutti i 22 giocatori in campo sul prato della Dacia Arena Stadio Friuli. Ancora Dalcin, un'occhiata in avanti in posizione irregolare, Basso, ma c'è comunque un recupero del possesso da parte dell'Udinese. Fermato, spezzato il gioco per il fallo subito da Capitan Salger. Luca Salger che gioca con il Brian di Precenicco nel campionato di promozione Girone A. Come dicevamo prima è il più anziano sul terreno di gioco, classe 82. Adesso questo è un calcio di punizione buono per il destro di Basso che da lì può far male a Borsellini. Ci sarebbe anche Dalcin nella zona delle operazioni, ma calcio di punizione di prima. Basso centrale, nessun problema per il portiere bianconero che blocca in presa. Ritmi non elevatissimi nel gioco di questa partita. Ancora un tiro dal limite dell'area. Protagonista per la selezione dei nostri 11 il numero 8 Dalcin, suo sinistro al volo sopra la traversa della porta difesa da Borsellini. Salutiamo tutti coloro che si stanno seguendo in diretta su Udinese TV. Pasco, molto alta la pressione già con i primi uomini, con i primi attaccanti da parte dell'11 di Giulio Cesare, Franco Martin. Su un fallo subito da Ruscio Garmendia. Varesanovic centralmente, pallone che poi arriva ancora al numero 10 di Ruscio Garmendia di tacco su Zanetti. La pressione di Basso, ma è sempre l'Udinese in possesso palla con Kalilovic. Prova Spedino pallone in avanti, ma si chiude la difesa dei nostri 11. Basso
uno dei più volitivi, più attivi nella selezione di Franco Martin. Sale per la rimessa con le mani Bucciol, che gioca con il Torre, promozione girone A, numero 2. Nicola Bucciol, Valesanovic, Lucio Garmendia, occhio a Zanetti che si propone portando via l'uomo sulla destra, ma ancora Lucio Garmendia contro Dalcin, pallone tra i piedi del numero 10 che non può evitare l'intervento in scivolata da parte di Belgrado. Bianconeri al limite dell'area non riescono a sfondare in questa circostanza. Ci riprova ancora l'11 di Luca Mattiussi. Valesanovic si accentra, pallone verso Brunetti, anticipato, e adesso occhio a Biancotto che lancia in avanti su Cusin, stretto nella morsa dei centrali difensivi di Mattiussi. Vasco recupera palla, poi sulla sinistra fa viaggiare Elis Sarda. Questi è Brunetti, ancora Vasco, testa alta, Valesanovic, un'occhiata in avanti, il filtrante verso Melissano, ma capisce tutto ancora Belgrado. E altro sventagliata in avanti, dove però non ci sono giocatori in maglia blu pronti a intervenire. Si parte sempre da Vasco. Alza baricentro l'Udinese, questi è Valesanovic. Sulla destra Zanetti, duetta con Lucio Garmendia, scodella un pallone numero 10 a disposizione di Valesanovic. Le finte sul plus di Valesanovic, Lucio Garmendia, il cross al centro, occhio a Brunetti che manca il primo impatto, poi anche Edil Sarda non riesce nel tap-in, ci sarà comunque il calcio d'angolo per i bianconeri. Pallone verso nessuno, resta comunque in zona d'attacco la formazione della primavera dell'Udinese. Lucio Garmendia, ancora le finte del tunnel contro Bucciol, qui il signor Cristin lascia correre, ma il gesto tecnico di Lucio Garmendia meritava altra sorte. Rilancio di Nicodemo nella zona di basso, anticipato da Zanetti. Belgrado di nuovo da Nicodemo. Daniele Nicodemo è l'estremo difensore del Fiume Veneto Bannia, campionato di promozione girone A. Questi è Basso, che è il bomber della Profagagna, sempre di promozione. In avanti non riesce Biancotto a intervenire, scavalcato dalla traiettoria a palombella di Dalcin. Udinese in attacco. Siamo al quarto d'ora di gioco del primo tempo, sempre 0-0 tra i bianconeri dell'Udinese Primavera e i blu della selezione dei nostri 11 del Messaggero Veneto. Lucio Garmendia punta l'avversario sul posto del finter del numero 10, poi fa partire un destro ribattuto da Bucciol, si è mollato per la causa il numero 2 dei nostri 11. Zanetti, rimessa laterale, Kalilovic, sale anche Elis Sarda che spara la Berta dai 40 metri, pallone abbondantemente fuori dallo specchio della porta difesa da Nicodemo. Il rilancio con i piedi da parte del portiere del Fiume Veneto Bannia.
Lucio Garmendia anticipa ancora Bucciol, questo duello tra il numero 2 dei nostri 11 e il numero 10 dell'Udinese è in questo momento la sfida più accesa tra i potenziali 1 contro 1 si sviluppano sul terreno di gioco in questo frangente. Sbaglia o meglio impatta male Edil Sarda sul cross dalla destra, palla in fallo laterale. Ne approfitta comunque l'Udinese per tenere alto Baricentro, per premere la formazione dei nostri 11 nella propria metà campo. Adesso chiaramente i bianconeri hanno il pallino del gioco, più abituati a giocare assieme, ma occhio a Vasco che quasi combina il pasticcio e poi il pallonetto di Cousin, quasi come Mertens domenica scorsa, dal limite dell'area sfrutta una indecisione di Vasco, un retropassaggio salutato anche dallo speaker. Cousin ha approfittato di un retropassaggio da non imitare da parte di Vasco, poi sulla ribattuta è stato bravo il centravanti del Lignano con un dolce pallonetto ben indirizzato, porta in vantaggio la selezione dei nostri 11. Siamo al 19esimo del primo tempo, Udinese 0, i nostri 11 1. Ancora galvanizzata dal gol del vantaggio la squadra di Giulio Cesare Franco Martin, prova a insistere, si copre l'Udinese. Borsellini, Zanetti. Stavo dicendo prima che l'Udinese aveva il pallino del gioco e in effetti anche subito dopo questo gol i bianconeri provano a costruire, provano a mettere in atto una manovra avvolgente. I nostri 11 bravi e fortunati ad agire di rimessa hanno approfittato di un errore dei bianconeri, di Vasco nella circostanza. Però vorrei anche sottolineare il gesto tecnico di Cousin, apprezzabile il suo pallonetto dal limite dell'area, mi ha ricordato davvero il gol di Mertens realizzato dal Napoli contro Torino qualche giorno fa. Basso, Cousin ancora in avanti verso Biancotto, inseguito da Elis Sarda, bravissimo il giocatore con il numero 3 in maglia bianconera a sradicare il pallone dai piedi dell'attaccante della Buiese. Adesso ancora un errore in fase di disimpegno da parte dell'Udinese Primavera. Mattiussi non è contentissimo, è lì in piedi davanti alla sua panchina, sta dando qualche consiglio nella circostanza a Kalilovic, che lancia in avanti verso Edil Sarda. Questi è Brunetti dal limite dell'area, non impensierisce più di tanto Nicodemo, ben piazzato. 21esimo del primo tempo. Belgrado, Bucciol, questi è Caverzan, sbaglia il passaggio in avanti verso basso, si chiude il centrocampo dell'Udinese che prova a far ripartire la manovra d'attacco da Brunetti, ancora verso Sarda, sistema le cose Brunetti dopo che aveva sbagliato l'appoggio. Si ricomincia da quest'altra parte con Lucio Garmendia, si accentra il numero 10, filtra il passaggio che poi arriva tra i piedi di Zanetti, cross del numero 2, chiama la palla Nicodemo e anticipa anche il movimento di Melissano.
di prima i nostri 11. La boccia però non raggiunge Basso in una prima circostanza. Adesso di nuovo il numero 10 della Profagagna che fa salire sulla sua verticale Dalcin, anticipato dal buon movimento di Kalilovic. Brunetti, Sarda, c'è spazio per Elis Sarda sulla sinistra, sbaglia l'appoggio però, e Biancotto può far ripartire i nostri 11. Dalcin, Cusin, chiama i suoi centrali difensivi al supporto per l'impostazione della manovra. Pallone verso Caverzan, anticipato Ruscio Garmendia, corpo a corpo con Salger, il fallo del capitano dei nostri 11. Fossimo in una partita normale ci poteva stare anche il cartellino giallo, ma qui non c'è animosità, è un amichevole, è una vetrina soprattutto tra i migliori giocatori dei campionati di promozione prima categoria in Friuli Venezia Giulia e l'Udinese Primavera. Sarda chiama la palla a Melissano a centro area. Sarda fa partire un cross sul quale interviene Tonizzo. La sua respinta, pallone va in calcio d'angolo. Sul punto di battuta, come sempre, Brunetti dal suo destro, tutti i calci piazzati. Direttamente su Kalilovic e poi Melissano, 1 contro 1. Melissano anche in questa circostanza un po' lento nel provare a sfruttare l'opportunità che gli era capitata. Sempre pressione l'Udinese. Kalilovic, Zanetti, anzi scusate, Sarda in avanti, commette fallo in attacco Brunetti. Aveva schienato Tonizzo e quindi si riprende con il calcio di punizione per i piedi di Nicodemo verso Cusin. Cusin, giocatore di rara efficacia in avanti, un centravanti di movimento capace sia di far salire la squadra, di proteggere la palla, sia di realizzare gol di pregevole fattura come quello che qualche minuto fa ha portato in vantaggio i nostri 11. Ruscio Garmendia duetta con Kalilovic. Ancora Ruscio Garmendia, nessuno riesce a strappargli il pallone dai piedi. Tecnica sopraffina per il numero 10 bianconero. Poi il cross di Varesanovic respinto dalla difesa dei nostri 11. Vasco, Kalilovic, Serafin, avanza palla al piede il capitano bianconero. Brunetti prova a duettare con Sarda, capisce tutto Ferrante che si frappone tra i due giocatori bianconeri. L'Udinese resta comunque in possesso palla. Una buona iniziativa sulla sinistra. Sarda arriva al cross rasoterra, libera la difesa dei nostri 11. Cusin sul pallone. Ferrante sventagliata in avanti a cercare il movimento di Basso, che però si adopera per un tagliafuori falloso e l'Udinese può impostare una nuova trama offensiva. Zanetti, sulla sua verticale c'è Ruscio Garmendia, fraseggiano i due. Altra respinta da parte dei nostri 11. Basso fa viaggiare sulla corsia di sinistra Bucciol, gli detta il passaggio Cusin, il passaggio è sbagliato da parte di Bucciol. Il centrocampista del Torre spreca una buona opportunità ma recupera subito. Ancora Basso, Cusin, Basso, Cusin, ancora Basso, e qui è in posizione irregolare l'attaccante della Profagagna. Si conferma però la buona intesa tra gli attaccanti schierati quest'oggi da Giulio Cesare e Franco Martin sul prato
della Dacia Arena per l'amichevole tra i nostri 11 e la formazione primavera dell'Udinese. Occhio a Melissano. Lucio Garmendia come al solito si schianta, fa tutto bene fa tutto bene fino al momento in cui deve entrare in area di rigore. Non solo lui, ma l'intero Udinese non riesce a essere ficcante dalle parti di Nicodemo. Altro recupero da parte dei nostri 11. Salger, basso, chiede a Dalcin di impostare la manovra. Cusin, ci sarebbe Biancotto là sulla destra, sale anche Tonizzo a dare una mano per la spinta sulla fascia opposta alla tribuna da cui stiamo parlando. Siamo al 28esimo e l'Udinese recupera il possesso. Maresanovic, Lucio Garmendia, si accentra il numero 10, ancora Lucio Garmendia, arriva al limite dell'area e subisce stavolta un fallo da parte di Salger che offre all'Udinese l'opportunità di un calcio di punizione dai 25-30 metri circa dalla porta di Nicodemo. Ovviamente c'è Brunetti sul punto di battuta. Nicodemo sistema la barriera a protezione del primo palo. Brunetti batte con il destro. Ci sono due giocatori bianconeri ben al di là della barriera. È uno schema evidentemente non è riuscito, mentre Basso ruba il pallone a Vasco. Dalcin sbaglia il passaggio verso Cusin. Resta comunque in pressione la formazione dei nostri 11 del Messaggero Veneto. Salger alza un campanile, Bucciol ancora anticipato basso da Vasco, il numero 5 bianconero commette fallo sul bomber della Profagagna. Calcio di punizione per la squadra di Giulio Cesare Franco Martin. Salger basso e Dalcin sul punto di battuta, resta il solo Salger che potrebbe andare anche in porta da lì. Il centrocampista del Brian di Precenicco concerta l'iniziativa con Dalcin. Salger effettua invece un cross sul quale finiscono in fuorigioco almeno un paio di giocatori in maglia blu. Direi che il fuorigioco chiamato è quello di Belgrado, che arrivava dal lato debole, un taglio da dietro le linee nemiche, quindi si riprende con l'Udinese in attacco. Lucio Garmendia, Zanetti, costantemente raddoppiato il portatore di palla dell'Udinese. Franco Martin ha messo in campo una squadra equilibrata e molto attenta anche ai dettagli. Kalilovic, Lucio Garmendia, cerca Verzan davanti a lui. Lucio Garmendia, le finte sul Pras, offre un buon pallone a Kalilovic, il cui destro a giro esce dallo specchio della porta difesa da Nicodemo. Alla mezz'ora di gioco l'Udinese prova a rispondere, ma è sempre sotto per 1-0 contro i nostri 11 del Messaggero Veneto. Il rilancio del portiere del Fiume Veneto Bannia dalle parti di Biancotto, sbaglia il controllo l'attaccante della Buiese, e poi occhio a Lucio Garmendia che sfugge alla guaglia di Bucciol, effettua un cross al centro, prova a coordinarsi Melissano, anticipato dai difensori di maglia blu. Poi Dalcin, una buona idea verso basso, ma nella zona delle operazioni c'è Zanetti che spezza la manovra della squadra di maglia blu. Lucio Garmendia, altro fallo, e qui prima o poi, va bene che è un amichevole, ma Lucio Garmendia è già terza volta che subisce un contatto piuttosto rude, piuttosto violento. Brunetti sul punto di battuta, calcio di punizione.
32esimo del primo tempo. Nel secondo tempo ci sarà un ampio turnover da parte di entrambi gli allenatori. Il calcio di punizione dei brunetti sorvola tutta l'area di rigore dei nostri 11, ma poi si spegne sul fondo senza che nessun bianconero sia riuscito al tap-in. Si riprenderà dunque con la rimessa dal fondo ad opera di Nicodemo. Cusin, Tonizzo in avanti, Salger fa viaggiare sulla sinistra Basso, la finta del numero 10, poi si accentra il giocatore della Trafagagna, mette un pallone sui piedi di Cusin e viene attaccato da Tergo. Non c'è fallo secondo il signor Cristin e allora l'Udinese è già dall'altra parte. Le squadre sono un po' più lunghe rispetto a quanto succedeva fino a qualche istante fa. Bucciol spazza via e Cusin, a modo di proteggere la palla, far salire il baricentro dei suoi, come vi dicevo prima. Cusin, giocatore di è stato fischiato fuori gioco, comunque ciò non toglie i complimenti che faccio a Cusin, che giocatore di grande generosità, di grande movimento. Adesso l'Udinese perde palla e centralmente vanno sia Cusin sia Biancotto, anzi sia Cusin sia Basso, poi Biancotto prova ad arrivare a supporto, si salva la difesa bianconera. Valesanovic, Ruscio Garmendia, le finte del numero 10, si accentra, poi un passaggio in avanti respinto dalla difesa dei giocatori di maglia blu da Belgrado nella circostanza. Ancora Ruscio Garmendia, Zanetti, 34esimo del primo tempo. Belgrado chiama all'uscita Nicodemo, protegge il movimento del portiere del Fiume Veneto Bannias dal possibile intervento di attacco di Melissano. Posizione irregolare da parte degli avanti in maglia blu. Sarda, duettano i due Sarda, Elis e Edil. Da Vasco a Zanetti, centralmente pallone arriva tra i piedi di Ruscio Garmendia, sempre lui, la finta di Ruscio Garmendia, il dribbling e poi il destro a incrociare. Nicodemo si distende alla sua destra, blocca in presa bassa. Caverzan, Salger, detta ancora un passaggio Biancotto, il numero 22 entra in contatto con Elis Sarda, finisce per le terre, ma i nostri 11 hanno già recuperato un possesso. Ancora Salger, avanza palla al piede il centrocampista del Brian Pecenico, poi una finta, si accentra, si porta la palla sul sinistro, intercettato, contrastato dai difensori bianconeri. 10 minuti al termine del primo tempo, sempre 1-0 per i nostri 11 contro l'Udinese Primavera. Alla Dacia Arena siamo in diretta su Udinese TV, la grande festa del calcio dei dilettanti in Friuli Venezia Giulia, i migliori giocatori dei campionati di promozione e di prima categoria opposti ai bianconeri di Luca Mattiussi. Non era male questa iniziativa, pallone attraversa tutto lo specchio della porta, mentre l'Udinese sostituisce il numero 4 Brunetti con il numero 18 Bovolon e fa il suo ingresso sul terreno di gioco. Ci sarà la rimessa laterale per la formazione di Giulio Cesare Franco Martin.
sempre Cousin a spizzare i palloni e poi dà anche una mano in fase di ripartenza. Se l'ha già involato basso verso la porta di Borsellini, ma frena tutto il signor Cristin, che comanda il calcio di punizione per l'Udinese. Lucio Garmendia sulla sua verticale Zanetti, il cross di quest'ultimo, Primavera ha sostituito il numero 8 Alilovic con il numero eccolo. 14 Ermacola. Con un cross su quale svetta di testa il sempre presente Belgrado. Poi un altro tiro verso la specchio della porta di Nicodemo. Nicodemo sempre ben piazzato, nessun problema a bloccare l'impresa. Bucciol, Salger non si intende con Basso, che stava tagliando verso la linea di fondo. Salger gli ha messo un pallone centrale invece, e quindi a buon gioco la difesa dell'Udinese. Questi è Varezanovic. Il movimento di Edil Sarda sul contrasto, perde palla che arriva docile docile dalle parti di Nicodemo. Siamo al 39esimo. Ancora Udinese in attacco. Zanetti. Arriva lo scontro con il numero 17 Caverzan, fallo del giocatore in maglia blu. Andrea Caverzan gioca con il Sanquirino e questi è Varezanovic che offre a Kalilovic un pallone che meritava solo di essere deviato verso la porta di Nicodemo. C'è però un difensore in maglia blu nella circostanza che regala il calcio d'angolo all'Udinese. Ancora Kalilovic, eccolo al centro, batti e ribatti, sempre Kalilovic sulla sfera, ma Dalcin lo costringe a girare al largo e allora bisogna ripartire da Zanetti. Kalilovic, Basso fa reparto da solo in questa circostanza, andando a disturbare l'impostazione della manovra da parte dei difensori bianconeri. Udinese che tenta la sortita su Melissano, sbaglia il controllo il numero 9 bianconero, e poi Biancotto lucra una rimessa laterale buona per guadagnare un po' di tempo. Stiamo per entrare nel 41esimo del primo tempo con i nostri 11 del Messaggero Veneto in vantaggio sull'Udinese Primavera. Melissano va a cercare Gloria sulla fascia sinistra, il suo cross però rasoterra, qui deve inventarsi qualcosa Sarda, e poi occhio al tiro rasoterra, la scoccata dal limite dell'area da parte di Kalilovic. Anche in questo caso Nicodemo controlla. Lucio Garmendia non riesce a superare Bucciol, che poi si propone in ripartenza in zona d'attacco, scivola Basso, ancora Caverzan, contrasto favorevole, poi Cousin di tacco, tendeva a servire Salger, ma è l'Udinese che gioca di ripartenza. Lucio Garmendia non filtra il suo stop a seguire. Belgrado, ostacolo insormontabile per il numero 10 bianconero. Basso si accorge che c'è Biancotto in fuorigioco e allora preferisce il possesso palla. Il lancio
di Belgrado in avanti, ancora basso Tonizzo, la finta del numero 15 Dalcin, pallone intercettato da Sarda che poi fa viaggiare sua squadra. Il tiro senza grandi pretese da parte di Edil Sarda, si spegne ampiamente fuori dallo specchio della porta di Nicodemo. 43esimo, quindi un paio di minuti al termine, salvo un recupero di 30 secondi circa anche per la sostituzione effettuata da Luca Mattiussi. Cusin, Kalilovic, avanza palla al piede numero 8. Questi è Bovolon, anche lui sbaglia, break i nostri 11, basso in diagonale verso Biancotto, idea vincente, realizzazione un po' meno. Poi Tonizzo arriva con lo stop a seguire a anticipare il movimento di Sarda, centralmente basso, potrebbe scoccare la Berta, il suo destro ampiamente sopra la traversa della porta difesa da Borsellini, il pallone finisce in curva sud, in curva nord, proprio nel settore dove di solito si siedono i tifosi ultras dell'Udinese. Ruscio Garmendia non supera anche in questa circostanza l'efficace lavoro difensivo di Bucciol, molto attento, basso, sbaglia controllo e poi Zanetti chiama in causa Borsellini. Serafin, Sarda, pallone tra i piedi di Borsellini. Siamo già quasi nell'ultimo minuto del primo tempo. Serafin, Vasco, ancora Zanetti, Ruscio Garmendia sbaglia lo stop a seguire. Dalcin chiede a Tonizzo di arrivare a supporto sulla destra e adesso si gioca nella metà campo difensiva dell'Udinese. Tonizzo ha problema di liberarsi di Edil Sarda, fa partire un lancio in avanti verso Cusin. Salgher vede Basso libero, Basso ancora in avanti verso Caverzan che si libera con un bel palleggio di Zanetti, ma poi sbaglia il cross al centro. Kalilovic aggredito da Ferrante, poi anche Cusin va in pressione. Scade ora il 45esimo, per cui ci sarà un solo minuto di recupero segnalato dal collaboratore del signor Criston. Altro pallone verso Sarda, poi prova a intervenire anche Ruscio Garmendia che punta l'1 contro 1 sul numero 17 Caverzan. Anche in questo caso Garmendia non salta l'uomo, ma c'è il calcio d'angolo per l'Udinese. Probabilmente una delle ultime azioni di questo primo tempo, al termine del quale daremo la linea alla regia per il break pubblicitario, per poi ritrovarci qui dalla Dacia Arena per il secondo tempo, non prima però di aver registrato una opportunità offensiva per l'Udinese sprecata da Varesanovic, il cui sinistro a giro non c'entra lo specchio della porta di Nicodemo. Il rilancio del portiere del Fiume Veneto Bannia sul duplice fischio del signor Matteo Cristin, che correzione di quanto detto prima, l'Udinese aver sostituito il numero 4 Brunetti con il numero 18 Popolo.
segnala la fine del primo tempo e allora linea a Galleria Antivali. Ci ritroveremo tra poco per i commenti dell'intervallo e per l'inizio del secondo tempo. Siamo in diretta durante l'intervallo della partita tra i nostri 11 del Messaggero Veneto e la Primavera dell'Udinese. Chiamiamo Tony Simeoli, che è il capo della redazione sportiva del quotidiano che assieme all'Udinese ha organizzato questa partita. Ospiti dell'Udinese. Tony, l'Udinese però sta perdendo la Primavera contro i nostri 11. Bene. I ragazzi hanno giocato bene, oltre ogni rosea aspettativa, ma l'importante è che ci sia una festa. Poi il fatto che abbiano giocato bene, vabbè, sono i migliori delle loro categorie, credo che non vedessero l'ora di farlo, insomma. Spiegaci che cosa, perché avete parlato con Nicodemo, il portiere che nel primo tempo ha difeso la porta dei nostri 11, cosa gli avete detto? Gli abbiamo detto, l'abbiamo ringraziato e adesso tocca all'altro, per cui ci sarà il portiere di prima categoria e quindi Nicodemo adesso deve andare a fare la doccia. Lo ha detto lui che purtroppo deve andare a fare la doccia, che questi signori non vorrebbero mai uscire, tant'è che quelli che devono giocare, l'allenatore Martina è stato intelligente nel mettere squadre miste, e quelli che devono giocare non sono neanche rimasti negli spogliatoi, sono subito andati perché non vedono l'ora di giocare dentro lo stadio Friuli, per cui più di star lì farebbero qualsiasi cosa. Lì credo che adesso entri Armenakis nella Primavera, che è un talento puro, e quindi la partita un po' cambierà. Senti, sto guardando Guido Suzza, che è come un bambino felice con la maglietta dei nostri 11 che avete dato anche a lui. Credo che stanotte vada a dormire con quella maglia, ma sì, mi dispiace per la moglie Cristina, ma succederà così. Vediamo se riusciamo poi a beccare anche Guido Suzza. In realtà, Tony, anche per gli spettatori, anche per il Messaggero è una festa questa, perché giornale... Questa è soprattutto una festa ed è la prova, c'è anche parenti e amici dei giocatori sono venuti qui, insomma, noi seguiamo il calcio dilettanti, bene o male, non spetta a noi dirlo, ma cerchiamo di seguirlo perché è il sale del calcio nella regione. Ovviamente il sale senza la pietanza buona, cioè l'Udinese, non servirebbe a niente. Ecco, tutte queste due cose si incontrano magicamente una volta all'anno, non solo una volta all'anno, ma insomma in questa occasione è utile perché si incontrino queste due realtà ed è una cosa meravigliosa. E allora Tony, ti lasciamo, grazie per l'iniziativa. Vediamo se riesco a intercettare anche Claudio Rinaldi, anche se in realtà la partita sta per iniziare, per cui io tornerei anche in sede di commento, però li chiamo un attimo, scusate. Sta arrivando Claudio Rinaldi, anche con Claudio Rinaldi, a quale chiedo chiaramente giudizio tecnico sul primo tempo, in vantaggio la squadra, però ha giocato bene. Il vantaggio è assolutamente meritato, hanno concesso pochissimo in fase offensiva alla Primavera, in fase di proposizione sono stati tutti molto attenti, la squadra ha giocato veramente compatta, ha chiuso ogni spazio, si è mossa anche quando attaccava con ordine, ha creato 2 o 3 occasioni e ha trovato un gol, il vantaggio è assolutamente legittimo. Legittimo, e non so, adesso nel secondo tempo cambiano gli uomini, però penso che Giulio Cesare e Franco Mantini facciano giocare la squadra nello stesso modo. Assolutamente come modo allo stesso modo, gli interpreti li ha mescolati prima per avere 2 squadre omogenee, forse c'è un leggero problemino su un lato della difesa perché c'è un ragazzo che non è stato abituato a giocare lì, però quando sei qua dentro le motivazioni le trovi. Spiegaci un po' di Pettesi, Claudio, perché tu sei il trade union tra il giornale, questa partita e i giocatori. Che cosa ti hanno detto in avvicinamento alla partita? Chi doveva giocare e chi è stato escluso da questa squadra? Allora, quelli che sono stati esclusi cioè dagli 11 che hanno cominciato, no, nessuno se l'è presa, anzi assolutamente. Sono stati tutti contentissimi di essere stati selezionati per essere qua. Hanno visto premiato il sacrificio di un anno di lavoro e quindi giocare il primo e il secondo tempo per loro è la stessa cosa. E sappiamo che c'è però una grande messe di giocatori che non ha meritato l'inclusione in questa squadra, che avrebbe voluto ma non ce l'ha fatta. Ma qua bisogna essere in 22, sicuramente il plauso è giusto anche farlo, va a tutti questi ragazzi che ogni
per 10 mesi all'anno vanno 3 volte per settimana a fare allenamento con ogni condizione atmosferica, e questi prendono il premio anche per loro. Un giudizio anche sulla primavera dell'Udinese, visto che comunque tu hai l'occhio tecnico, c'è qualche giocatore interessante? Ti dirò che, visto la funzione che devo fare oggi per il giornale, mi sono concentrato sui nostri, e quindi devo dire che forse quella dell'anno scorso mi aveva dato una maggiore impressione. Ok, allora Claudio, grazie e in bocca al lupo e buon lavoro anche per il secondo tempo. Grazie Francesco. Grazie anche a Claudio Rinaldi, collaboratore del Messaggero Veneto. Io rientrerei in postazione anche perché sta per iniziare il secondo tempo. Salendo in sede di commento, vi ricordo che l'Udinese e i nostri 11 stanno disputando questa amichevole nella seconda edizione di questa gara organizzata dal comitato regionale della Federcalcio del neopresidente Hermes Canciani, ovviamente ospiti della Udinese, che è di casa qui alla Dacia Arena. Nel primo tempo il gol è stato realizzato da Cousin con un pregevolissimo pallonetto, sfruttando un errato disimpegno della retroguardia bianconera. Passaggio avventato da parte di Vasco ha dato al centravanti del Lignano il pallone buono. L'Udinese Primavera sostituisce per il secondo tempo il numero 2 Zanetti con il numero 15 Parpinella, numero 8 Alilovic con il numero 17 Sanotti, il numero 10 Lucio Garmendia con il numero 22 Paoluzzi e il numero 9 Melissano con il numero 21 Armenakis. Come già annunciato da Tony Simeoli, capo della redazione sportiva del Messaggero Veneto, nell'Udinese Primavera è entrato anche Armenakis con numero 21. Mentre i nostri 11 hanno in porta Topazzini, il numero 3 è Ciriaco, il numero 5 è Racca, il numero 6 Anese, mentre è iniziato il secondo tempo, il numero 7 Pavan, il numero 10 Simone Basso, che dunque si è meritato la conferma anche nell'11 del secondo tempo. Poi c'è il numero 16 Miano, il nipote d'Arte, c'è anche lo zio Paolo qui a vedere la partita. Il numero 18 è Ziralto, il numero 19 è Piasentiere, il numero 21 è Rebellato. E in campo c'è anche Luca Salger, che è capitano, resta ancora per questo secondo tempo al centro del centrocampo della formazione di Giulio Cesare Franco Martin, udinese che con il gol di svantaggio vuole provarle tutte per provare almeno a rimettere in equilibrio il match. In porta nei nostri 11 c'è, lo vedete, Topazzini, Matteo Topazzini, estremo difensore del Diana, prima categoria in Friuli Venezia Giulia. Mentre sta arrivando parecchio pubblico sulla tribuna della Dacia Arena, è andato a ristorarsi nei bar, anche perché la temperatura non è bassissima, non fa freddissimo, ma a stare fermi ovviamente si soffre un po'. Ambiente invernale. Bovolon, questi è Valesanovic. Scatta sulla sinistra Elis Sarda, puntualmente raggiunto dal pallone, poi chiede lo scatto a Armenakis, rinuncia a intervenire sul pallone il numero 21 bianconero, si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Topazzini.
interviene Rebellato, poi imposta l'azione i nostri 11, Topazzini con i piedi, Ziraldo, Anese, testa alta, poi fraseggia ancora il giocatore della SPAL Cordovado, lancio lungo verso Pavan, lo scatto del centrocampista esterno della Pro Cervignano, non raggiunto dal pallone. Non era male l'idea di Anese. Elis Sarda, Armenacas, la tecnica del numero 21 bianconero, Bovolon, lancio in avanti a cercare lo scatto di Paoluzzi, esce Topazzini al limite della propria area. Anese, Racca che è il capitano della Juventina, Pavan, Miano che gioca basso a destra in un ruolo evidentemente non suo, lui che è abituato a giocare nel tridente del mister Bugliani alla Serenissima. Grande la spizzata di Rebellato che mette in moto Pavan, Pavan entra in area, poi fa partire un destro contrastato efficacemente da Vasco e poi da quest'altra parte non riesce l'Udinese a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Ci sarà la rimessa con le mani da parte di Miano, che dicevamo nella Serenissima di Pradamano gioca davanti, spesso e volentieri da punta, ma comunque da almeno centrocampista con spiccate attitudini offensive. Qui invece il mister Giulio Cesare Franco Martin gli chiede di presidiare la zona destra della retroguardia dei nostri 11 del Messaggero Veneto. Anese, Pavan, scatta Salgher, il pallone però era per Rebellato. Ancora Miano, ribadisce in avanti, buona l'iniziativa, buona l'idea, Basso colto in controtempo. Sarda sbaglia il passaggio in avanti, questo è Miano, anche lui sbaglia il suo passaggio verso Basso, interviene Bovolon. Samiotti, ancora Sar, Armenacas, Ermacola, un'occhiata in avanti, poi ancora Sarda che con il sinistro lancia in avanti verso il fratello, anticipato dal buon movimento a seguire da parte di Racca che recupera il possesso per i nostri 11, questi è Piasentier. Prova a combinare qualcosa sulla sinistra Piasentier, il pallone rientra tra i piedi di Ciriaco. C'è Anese nella zona delle operazioni, aggredito Anese, ma esce Ziraldo, poi chiede l'1-2 a Basso, si infrange al limite dell'area l'azione dei nostri 11. Armenacas, ripartenza udinese. Salgher va a contrastare il giocatore con numero 21. Secondo me Armenacas si era portato il pallone oltre la linea laterale, non è così secondo l'assistente del signor Cristin, che qui sotto la tribuna è Stefano Savognan della sezione di Magnago. Si salva in ogni caso la formazione dei nostri 11 che non soffre più di tanto sulla pressione bianconera. Ancora Pavan che è libero di galoppare sulla destra.
Bovolon di prima in avanti, si chiude la difesa dei nostri 11, poi Annese al contrasto recupera il possesso. Salger mette ordine nella formazione di Giulio Cesare e Franco Martin. Ciriaco, ancora Salger, che anche nel Brian di Precenicco gioca da centrocampista, fulcro della manovra della formazione del mister Muzzin, capolista nel girone A di promozione. In avanti Miano sbaglia il passaggio, c'è un quadruplo cambio richiesto da Luca Mattiussi, che manda sul terreno di gioco il numero 20 Joulou, il numero 19 Nicoloso, il numero 16 Geromin e il numero 13 Pieve. Escono Vasco, poi dovrebbe uscire Edil Sarda, sì, il numero 7. Poi con estrema calma stanno sistemando la lavagnetta luminosa. È uscito comunque anche il numero 11 Varesanovic, mentre l'ultimo ad uscire, chi sarà mai, suspense alla Dacia Arena, è il numero 3 Elis Sarda. Se la ride Giulio Cesare e Franco Martin. L'Udinese Primavera ha sostituito il numero 5 Vasco con il numero 13 Pieve, il numero 11 Varesanovic con il numero 19 Nicoloso, il numero 3 Elis Sarda con il numero 16 Geromin e il numero 7 Edil Sarda con il numero 20 Giulu. E dunque anche lo speaker ha confermato le sostituzioni. Si riprende con l'Udinese in possesso palla. Questi Samiotti centralmente, palla raggiunge Armenakis di sinistro, sulla sinistra per Geromin, va all'1 contro 1 su Pavan, alla meglio il centrocampista della Pro Cervignano Muscoli, che guadagna il rinvio da fondo campo d'opera di Topazzini. Abbiamo visto in pre-partita Topazzini era uno dei più felici nella formazione dei nostri 11 nel poter calcare il terreno della Dacia Arena, un sogno per tutti questi ragazzi, che alcuni dei quali hanno sfiorato anche opportunità di carriere ad alto livello, ma rappresentano quest'oggi formazioni di promozione e di prima categoria, quindi poter giocare alla Dacia Arena è davvero un sogno che si è tramutato in realtà. Pavan contro Geromin, stavolta è il bianconero ad avere la meglio. Miano va a coprire sul layout di destra del fronte difensivo dei nostri 11. Samiotti, Ermacola, centralmente verso Parpinel, che chiama sulla sinistra, sulla destra del fronte d'attacco dell'Udinese il numero 22 Paoluzzi. L'ultimo a toccare è proprio il bianconero. Si riprenderà con la rimessa laterale per i nostri 11. Siamo arrivati al 57esimo. Rebellato non riesce a mantenere il possesso della palla e allora Armenakis prova a impensierire Topazzini, il sinistro del numero 21 bianconero, fuori dallo specchio della porta del portiere dell'estremo difensore del Diana.
squadre ancora molto corte. Basso, Rebellato mette giù pallone, poi intendeva servire Pavan, anticipato dai difensori bianconeri. Salger contende la boccia a Joulou, bravo il numero 20 a proteggere la palla e a chiedere a Samiotti un supporto per favorire la manovra bianconera. Bovolon, Samiotti nel cerchio di centrocampo, passaggio sulla sinistra verso Gelomin, sul quale si parla dinanzi Pavan. Gelomin sbaglia il filtrante, Salger mette in moto ancora Pavan, centralmente verso basso, triangolazione, porta l'attaccante del Procervignano in attacco, scivola al momento della battuta Basso, sprecando una buona opportunità per i nostri 11. Joulou si accentra il numero 20, porta a spasso la palla e poi serve sulla destra. Ancora Joulou, Bovolon, azione avvolgente dell'Udinese, pallone che arriva innocuo in mano a Topazzini. Si riprende con Anese sul pallone, Rebellato, Anese lancia verso Pavan che è in posizione regolare. Un aggancio difficile per il giocatore della Procervignano, sul quale arriva in copertura Gelomin. Rimessa laterale per i nostri 11. Salger stanchissimo, anche perché è l'unico che ha giocato assieme a Basso anche il primo tempo, chiede pizzico di pazienza. Poi il cross del centrocampista del Brian Pesonico viene intercettato dalla difesa bianconera. Armenakis chiama in causa i suoi difensori da Gelomin. Poi un altro lancio a cercare Joulou, in copertura c'è Miano, la palla arriva tra i piedi di Armenakis, ancora Joulou, ancora Armenakis, le finte del 21 che poi scodella un delizioso cross al centro, troppo lungo però per le possibilità di intervento di Nicoloso, e da quest'altra parte Rebellato che contende un pallone in velocità a Parpinel. Il numero 15 bianconero spedisce il pallone ai distinti centrali. Rimessa laterale per i nostri 11. Sempre Rebellato cercato come punto di riferimento offensivo della formazione di Giulio Cesare e Franco Martin. Racca, Ciriaco, la Racca, Basso subisce il fallo di Samiotti e può avanzare il proprio baricentro la squadra dei nostri 11 del Messaggero Veneto. Siamo arrivati al 62esimo dell'incontro tra la primavera dell'Udinese del mister Luca Mattiussi e i nostri 11 del Messaggero Veneto, scelti dalla redazione sportiva del quotidiano friulano. Anese deciso, favorisce, assiste Basso, Basso si accenta, si mette la palla sul sinistro, a rientrare sul cross dell'attaccante della Profagagna. Interviene Rebellato ad anticipare i centrali difensivi bianconeri e i nostri 11 raddoppiano al quarto d'ora di gioco del secondo tempo. Rebellato. Con il numero 21, Andrea Rebellato. E si mette in discesa la partita per la formazione dei nostri 11 con il gol di Andrea Rebellato, attaccante del Camino, gioca in promozione Girone A. Neopromosso l'11 del mister Temporini, mister che è stato premiato ieri sera dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, dall'Ajax sezione di Udine del presidente Tortolo. Il mister Temporini ha portato il Camino in promozione e
Rebellato è qui anche a rappresentare una bella realtà del calcio regionale. Un Camino che proprio domenica, nonostante la vittoria sul Fiume Veneto Bannia, ha assunto anche gli onori delle cronache per l'espulsione e anche il brutto gesto di un proprio giocatore che è andato a aggredire l'assistente dell'arbitro Guardialine. Attendiamo di capire anche dal giudice sportivo quale sia la decisione presa. Ciò non toglie comunque che il Camino sta disputando una più che onorevole stagione a caccia di una salvezza nel campionato di promozione, che seguiremo ovviamente su Udinese TV in tutte le trasmissioni dedicate al calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia. Giulù danza sul pallone che poi arriva tra i piedi di Armenakis. Povolon, aggredito da Rebellato, gli soffia il pallone. Anese, Rebellato, Anese sbaglia il retropassaggio verso Ciriaco, che comunque mette la boccia tra i piedi di Topazzini. Bravo coi piedi Topazzini. Ancora Anese, sempre Ciriaco, centralmente verso Racca. Il lancio in avanti del giocatore della Juventina su Basso, gli detta il passaggio in avanti il numero 19 Piasentier. Il movimento in chiusura dei difensori bianconeri impedisce ai nostri 11 di arrivare dalle parti di Borsellini. Giulù, Samiotti, questi Bovolon, ancora Samiotti, sempre staziona nel cerchio di centrocampo, e poi Miano copre su Armenakis e regala la rimessa laterale ai bianconeri. Rebellato, l'autore del gol e del secondo gol dei nostri 11, presenza fisica notevole per il numero 21, l'attaccante del Camino. Poi molto bene la difesa dell'Udinese, si chiude evitando il taglio verso la porta da parte di Basso. Pavan dà una mano in interdizione, ancora rimessa laterale, ma c'è un fischio del signor Cristin che offre calcio di punizione all'Udinese. Sul pallone ovviamente Armenakis che duetta con Geromin. Ancora Armenakis, occhio che è mancino, per cui se ne è accorto Miano, che gli chiude proprio l'opportunità di infilarsi sulla sinistra. Non credo di averlo ancora segnalato, ma in realtà in porta per l'Udinese Primavera c'è Alex Vilizzoni. Racca in break, pallone a disposizione di Ziraldo, si emoziona Ziraldo, perde la boccia e l'Udinese può ripartire. Dicevamo, in porta per l'Udinese Primavera c'è Alex Vilizzoni, che è il portiere della selezione regionale del Friuli Venezia Giulia, selezione allievi al recente torneo delle regioni che abbiamo seguito in diretta su Udinese TV. Si è giocato in Calabria, spedizione che proviene dal Charlis Muzzane. Ciriaco, Piasentier intendeva servire sulla corsa Ziraldo, ma Ziraldo è di un'altra idea, quindi ancora Udinese sul pallone. I nostri 11 stanno però vincendo 2-0 sulla formazione Primavera di Luca Mattiussi. Samiotti, Paoluzzi prova a involarsi sulla sinistra, ma sempre presente Miano, generoso anche in fase difensiva. Ancora Samiotti, Ermacola, un'occhiata in avanti, detta il passaggio Armenakis, ma il pallone filtra dalle parti di Geromin. Ermacola,
Samotti ancora subisce la carica di Pavan, battuto velocemente il calcio di punizione. Bovolon aveva un'opportunità di accelerare i ritmi, ma non butta via la palla all'Udinese, anche se Nicoloso viene anticipato da Ciriaco. Anese non filtra il pallone del numero 6 della centrocampista della Spal Cordovado, e poi da quest'altra parte Topazzini arriva a anticipare il movimento in taglio di Paoluzzi. Ciriaco, Anese, Ziraldo, Anese di forza avanti, mischia rugbistica, poi l'arbitro frena il calcio di punizione battuto velocemente da Basso, collocando il pallone nel punto di battuta più consono alla circostanza. Ancora rebellato, avevano una posizione regolare i difensori dell'Udinese. Occhio a Piasentier, sterza un paio di volte il giocatore con il numero 19, il suo cross viene recuperato dalla difesa bianconera. Davide Piasentier gioca in prima categoria con il Palazzolo dello Stella. Bovolon, Parpinel, Bovolon, spezza un raddoppio, palla arriva sui piedi di Samotti, che serve sulla sinistra il liberissimo Geromin. Geromin si accentra, si porta la palla sul sinistro centrale, attento Topazzini, blocca in presa. E alla metà del secondo tempo, sempre 2-0 per i nostri 11 contro l'Udinese Primavera. Duettano Pavan e Basso. Pavan però viene rimontato da Ermacola, efficace in fase di interdizione il numero 14 bianconero. Recupera anche il calcio di punizione per il fallo subito dall'attaccante della Pro Cervignano Muscoli. I nostri 11 che però recuperano subito il pallone, ma sempre Samotti lì nella zona delle operazioni fa ripartire l'Udinese, che avanza centralmente. Nicoloso, Giulù che svaria parecchio sul fronte d'attacco. La palla ora è tra i piedi di Almenacas, che entra in area di rigore. Almenacas, il pallone sul sinistro, pericolosissimo il 21, si immola Racca, che regala il calcio d'angolo, ma un applauso per il centrale difensivo della Juventina di Gorizia, di Sant'Andrea, il capitano della Juventina, Andrea Racca. Calcio d'angolo per Almenacas. A rientrare sulla testa di Nicoloso, stacca bene Nicoloso, ma non dà la direzione voluta alla palla, che si spegne oltre la traversa della porta di Topazzini. 72esimo, una ventina di minuti al termine di questa partita. Ancora Udinese, ma Salger è fortunato con un rimpallo favorevole. Anese, poi Miano, chiama in causa Ciriaco, che si disimpegna in mezzo a maglie bianconere, poi porta a spasso il pallone sulla sinistra, dove interviene Piasentier. Vidizzoni, raggiunto dalla boccia, poi con i piedi il portiere bianconero. Bovolon, un'occhiata in avanti, viene aggredito da Anese, e allora l'Udinese ripiega di nuovo sul proprio portiere.
Parpinel, ritmi bassissimi ora, partita può offrirci qualche spunto solo con le giocate di tecnica di Joulou, per esempio, che ha scelto all'ultimo momento di calciare di destro, lui che sa essere pericoloso soprattutto con il sinistro. Pallone in curva nord e da quest'altra parte attacca di nuovo la formazione dei nostri 11, il sempre presente Salger, fa viaggiare sulla destra Pavan all'1 contro 1, mette un pallone al centro, troppo arretrato per le possibilità di intervento di Rebellato. Dall'altra parte poteva intervenire con un taglio dal lato debole Ziraldo, ma si è chiusa la difesa. In pressione i nostri 11, Miano, Salger, ancora il cross del numero 4, centrocampista del Brian di Precenicco, colpita male la palla. Poco più di un quarto d'ora al termine della partita, mentre Luca Mattiussi manda on deck Crisciti con il numero 23, sarà lui il nuovo ingresso nelle fila bianconere. Vediamo al posto di chi. Geromin, scavalcato Samotti, pallone tra piedi di basso, Rebellato, fa possesso palla alla squadra di Franco Martin. Miano, Anese, sempre molto preciso a offrire opportunità di passaggio e per tenere equilibrata la manovra dei nostri 11. Anese gioca con la Spal Cordovado, classe 98. Occhio all'Udinese, Geromin è in area di rigore, scodella un pallone al centro, poi arriva a rimorchio il numero 18 Bovolon, si coordina, spara la Berta dal limite dell'area sopra la traversa della porta difesa da Topazzini. Mentre è arrivato il momento del cambio per l'Udinese, entra il numero 23 Crisciti, che prende il posto di Bovolon, proprio l'autore del tiro qualche istante fa. Il rinvio di Topazzini dalle parti di Rebellato, ma in pressione l'Udinese. Il numero 18 Bovolon con il numero 23 Crisciti. Anese in avanti, Basso tenta il colpo kamikaze di tacco, non gli riesce e allora manovra per l'Udinese che fa viaggiare sulla sinistra il numero 16 Geromin, contrastato da Pavan. C'è anche Racca in raddoppio difensivo, pallone in fallo laterale, ma da qualche minuto l'Udinese preme a caccia quantomeno del gol della bandiera. Siamo sul 2-0 per i nostri 11 del Messaggero Veneto. Samotti, avanza Pieve, cerca luce e spazio sulla corsia di destra, si porta la palla direttamente fuori dal campo, quindi si riprenderà con il rinvio da parte di Topazzini. Il portiere del Diana con i piedi spedisce la boccia dalle parti di Rebellato, contrastato fallosamente da Parpinel. Racca, Criscito, Ciriaco, scusate, questi è il numero 16 Miano, Racca, Topazzini con i piedi sulla pressione di Joulou, Topazzini e poi Racca con grande esperienza e freddezza esce dalla morsa degli attaccanti bianconeri. Anese centralmente, poi la palla arriva a Rebellato, ma è efficace su di lui il lavoro
di Ermacola che spezza la trama offensiva dei nostri 11. Poi altra sventagliata in avanti a caccia di Paoluzzi, ma Racca arriva a chiudergli lo specchio della porta. Sempre Racca mette la palla in calcio d'angolo. Siamo al 79esimo, quindi 11 minuti più recupero al termine della partita. Calcio d'angolo battuto da Paoluzzi, sul quale interviene Nicoloso. Si coordina con il sinistro, palla fuori dallo specchio della porta. Un Udinese poco ficcante in fase offensiva. A centrocampo i nostri 11 ben messi, ben schierati, ben disposti dal mister Giulio Cesare Franco Martin, anche aggressivi il giusto. Basso cambia gioco a cercare Ziraldo. Anese, altra sventagliata per mettere in moto Pavan. Pavan vince il contrasto, Pavan entra nella di rigore, Pavan, eccellente la chiusura di Ermacola, ma è sempre i nostri 11 in pressione, sempre Pavan. Frizzante il numero 7 della Pro Cervignano Muscoli. Nicoloso ha spazio per galoppare in avanti, il filtrante a cercare Joulou. Joulou tiene il pallone dentro il rettangolo di gioco, poi Crisciti in qualche modo prova a infilarsi nelle maglie difensive dei nostri 11. Con la Udinese in possesso palla, sempre Crisciti. Sfonda il numero 23, poi il passaggio in avanti di Joulou non trova alcun bianconero pronto all'intervento, e Topazzini con estrema calma rimette in gioco il pallone. Racca centralmente per Anese, sulla verticale per Salger, voleva il movimento in avanti di Miano però ligio al dovere, copre la fase difensiva permettendo a Pavan di scolazzare sulla destra. Eccolo, con la Pavan incrocia su Ermacola, ma Ermacola gli impone l'alt e forse aveva ragione Ermacola in questo caso. Io avrei dato la rimessa da fondo campo, invece il signor Cristin decreta il calcio d'angolo per i nostri 11. Siamo già negli ultimi 10 minuti di partita. Basso sul punto di battuta dalla bandierina, il movimento di Salger sul primo palo, basso però sbaglia evidentemente la stoccata perché il pallone è uscito dal campo, tant'è che si riprende con il rinvio dal fondo da parte di Vidizzoni. Samotti, Paoluzzi, centralmente cercato Joulou, il pallone arriva poi tra i piedi di Gelomin, sulla sua verticale, la catena di sinistra ci sarebbe Paoluzzi, ma la diagonale difensiva effettuata da Ciriaco è efficace a togliere spazio all'incursione del giocatore bianconero. Guadagna comunque il calcio d'angolo l'Udinese. Armenakis sul plus il numero 21, poi prova una specie di tiro cross con il sinistro, infatti il mister Mattiussi gli dice qualcosa che da quassù non riusciamo a captare, ma certamente non è contento l'allenatore della Primavera bianconera per questa iniziativa sbagliata da parte del talento Armenakis. Rebellato, spizza pallone verso basso,
Salger, il filtrante verso Pavan, che era in posizione regolare. Ottima l'idea di Salger, solo pallone troppo forte che fila davanti al naso di Pavan. Ancora i nostri 11 in possesso palla. Basso ne ha ancora per essere protagonista. Palla al piede nel cuore dell'area bianconera. Vede sull'altro posto Pavan, lo serve, ma si chiude la retroguardia dell'Udinese. Destra pressione Miano. Miano scorazza sulla destra. Miano si porta il pallone oltre la linea di fondo su una buona chiusura da parte dei difensori bianconeri. Sortita offensiva del nipote d'arte Miano, gioca con la Serenissima Pergamano in prima categoria. Pallone tra i piedi di Vinizzoni. Geromin. Giulu. Atterrato da Miano, guadagna il calcio di punizione l'Udinese. Sempre Geromin sul punto di battuta. Questi è Ermacola. Un'occhiata in avanti per l'azzurrino dell'Udinese, selezionato anche per le selezioni per le nazionali italiane under 17 e under 19. Ce lo ricordiamo anche quest'estate a Gorizia alla Arena Bearzot per la sfida dell'Italia del mister Bigica contro la Bosnia. Armenakas, occhiato in avanti, dietro al passaggio Paoluzzi. Paoluzzi con il sinistro cercava l'intervento di Crisciti che stava tagliando dal lato opposto, ma Topazzini è attento, esce in presa, fa ripartire i nostri 11. Sbagliato il passaggio che voleva servire Basso. Meno di 5 minuti al termine dei regolamentari. Stavo notando che il mister Franco Martin sta questionando anche con l'assistente dell'arbitro Cristin, che gli stava imponendo di rimanere all'interno dell'area tecnica. Topazzini con le mani può farlo. Rilancio leggermente svirgolato, di testa lo controlla Geromin, ma Basso prova ad intervenire, commettendo però fallo su Samotti. E allora avanza l'Udinese, che è ancora a caccia del gol della bandiera. Armenakas, palla sul sinistro, pallone deviato. Topazzini ha un brivido e la palla stava per infilarsi alla sua destra, ma comunque la deviazione regala il calcio d'angolo all'Udinese. Topazzini esce in presa alta con grande scelta di tempo e poi guarda cosa ti inventa il portiere del Diana, subito rilancio immediato che mette in moto basso. Ha toccato con la mano Ermacola, l'ha toccata con la mano, se ne è accorto il signor Savognan. Topazzini scatena le grida di approvazione da parte della tribuna della Dacia Arena. E adesso opportunità interessante su calcio piazzato dai 30 metri per il destro di Salger e dello stesso Basso. Mancano 2 minuti e mezzo al termine dei regolamentari, prova a piazzarla Basso da campione, la risposta di Vinizzoni. Volo plastico alla sinistra del portiere
dell'Udinese. Calcio d'angolo e poi Basso mette un pallone al centro sul quale prova a intervenire Pavan, ma esce l'Udinese con Crisciti che protegge la palla. C'è un raddoppio su di lui, l'ultimo a toccare è un giocatore in maglia blu e quindi rimessa laterale per i bianconeri. Nicoloso, c'è Pieve che si sbarazza della palla, mettendo però in condizione Salger di dare respiro alla manovra dei nostri 11. Basso, ancora Salger, triangolo tra i due, palla esce dal campo, increscendo i nostri 11. Questo è Geromin. L'Udinese non riesce a costruire una manovra efficace. Ci prova ora con il bel tocco di Armenakis e poi interviene senza troppe remore Ziraldo direttamente sui piedi di un avversario. Calcio di punizione per l'Udinese. E lì, anche se siamo a 40 metri dalla porta di Topazzini, Armenakis col suo sinistro può inventare qualcosa. Scodella un pallone al centro e poi il gol di Paoluzzi, ben piazzato, che dimezza lo svantaggio. Ben fatto da centrale, un rigore in movimento praticamente al volo di sinistro, battuto Topazzini. Udinese 1, i nostri 11 2 quando scade il 90esimo. E ora vediamo quanti saranno i minuti di recupero, almeno un paio, secondo 3 minuti di recupero, sì, ci sta, con tutte le sostituzioni effettuate da Mattiussi. 3 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 93esimo. Al termine della partita io direi che potrei anche portarmi giù in zona mista, rimanendo in diretta, così cerchiamo di sentire al volo anche le impressioni del mister Franco Martin e magari anche di mister Mattiussi. Adesso Udinese che deve guardarsi dalla pressione dei nostri 11. Contropiede Joulou, possesso palla, sterza Joulou, si porta la palla sul destro, poi serve un suo compagno Armenakis. Attenzione all'Armenakis che si mette la palla sul sinistro. Paoluzzi, l'autore del gol bianconero. A quel punto però Racca aveva comandato il movimento in avanti dei difensori di Giulio Cesare e Franco Martin. Aveva messo in fuorigioco gli avanti bianconeri. Io sto scendendo per raggiungere la zona mista. Ormai si attende solo il fischio finale del signor Cristin, ma c'è ancora spazio per una iniziativa dei nostri 11 con Pavan. Basso guadagna la rimessa laterale. Anche se poi l'Udinese recupera il possesso della boccia, si attende solo il fischio finale del signor Cristin. Siamo pronti anche a placare il mister Franco Martin al termine dell'incontro, quando il fischietto della sezione del Basso Friuli sancirà col triplice fischio il termine di questo incontro. Subisce la carica Salger. Vi ricordo anche che al termine dell'incontro di concerto Franco Martin e Luca Mattiussi eleggeranno l'MVP di questa partita, che come già nella passata stagione si sarà guadagnato la possibilità di allenarsi con i bianconeri come
l'anno scorso successe a Paolo Marzin della Spal Cordovado. Ed eccolo qua, il triplice fischio del signor Cristin, e dunque i nostri 11 battono la Primavera dell'Udinese per 2-1, gol di Cusin nel primo tempo e di Rebellato nel secondo tempo, al riduttore di distanze Paoluzzi nella seconda parte del secondo tempo. Adesso vediamo se riusciamo a raggiungere il mister Franco Martin. Io rimango comunque in zona. E lo premierà la dottoressa Mariana. Sta aspettando, eccoci qua, anche un po' di freddo. Ma... Eccolo il mister che arriva ai nostri microfoni. Bella, intensa, partita vera. E allora mister, siamo in diretta, Sì. 2-1, telecamera è lì sopra, 2-1, un'altra vittoria mister, una stagione incredibile, dopo tanti successi personali anche con la tua squadra, anche questa da mettere in bacheca. Sono soddisfatto, insomma, avete visto anche voi la partita, insomma, abbiamo meritato di vincere, insomma, a parte l'ultimo gol che abbiamo preso, un po' erano stanchi, però non era semplice metterli in campo, però penso che i ragazzi hanno dato tutto, avevano tanta voglia e abbiamo anche fatto delle belle cose da vedere, quindi tanto bravissimi ragazzi, insomma è un ricordo bellissimo anche con la vittoria, quindi abbiamo l'altro anno hanno perso, quest'anno no, siamo arrivati anche alle vittorie, pian pianino arriviamo anche a battere la prima squadra. Lo vedremo, grazie mister e buon Natale soprattutto. Grazie mille, grazie anche a voi e grazie di tutto. Saluto a mister Franco Martin, attendiamo anche di capire, vediamo se c'è Luca Mattiussi che sta facendo un'altra intervista, cerchiamo di raggiungere, devo chiamare, ecco qua, Antonino De Blasi, vieni qua, una telecamera, responsabile della comunicazione del comitato regionale. Antonino, il mister Franco Martin ha detto, l'anno scorso quasi vittoria, quest'anno vinciamo, il prossimo anno battiamo la prima squadra, ha detto. Beh, insomma, con le dovute proporzioni, ha giocato benissimo, sorprendente l'abilità di mettere in campo una squadra che ha dimostrato di essere di grandissima qualità, praticamente sofferto quasi mai, il gol arrivato dal 2-1 è arrivato allo scadere, però una grandissima prova da parte dei ragazzi dei nostri top 11, ecco. Antonino, è anche l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutto il mondo del calcio dilettanti che ci sta seguendo in diretta in questa splendida location della Dacia Arena. Beh, arriviamo a Natale con questa gara, una gara che comunque chiude un'annata a mio modo di vedere splendida, che si prepara a celebrare il Natale per poi ai primi di gennaio il primo atto del nuovo anno con la Coppa Italia che si giocherà a Manzano. E difatti ci vedremo a Manzano per la diretta su Ines TV. Buon Natale Antonino. Grazie e buon Natale a tutti gli ascoltatori. Grazie a Antonino De Blasi. Adesso si sa già chi sia il miglior giocatore della partita? Salguer, e quindi lo aspettiamo così. Vediamo se riusciamo a raggiungere Basso, il giocatore della Pro Fagagna, uno dei protagonisti, uno di quelli che ha giocato tutta la partita. Basso, complimenti. Grazie. Insomma, una partita eccezionale, avete equilibrati, perfetti. Bene. Penso che abbiamo fatto un'ottima figura, siamo stati benissimo in campo, ci siamo impegnati, abbiamo fatto anche vedere delle belle cose, credo. Certamente il mister cosa vi ha detto prima e dopo la partita? Ma il mister è stato abbastanza semplice in quello che ci ha detto nel pre-partita, ha detto di giocare come sappiamo, chiaramente non ci conoscevamo tanto, quindi di fare le cose semplici, di stare bene in campo, se possibile di giocare la palla, comunque anche di non rischiare niente. Complimenti. Grazie. Grazie anche a Basso, e adesso dovremmo riuscire a recuperare ancora, sentiamo Salguer, il MVP di questa partita. Vediamo se arriva anche, attendiamo di capire, abbiamo i minuti contati, io provo a spostarmi, chissà se il microfono mi tiene la linea, chiedo al mister Luca Mattiussi di avvicinarsi da questa parte. Grazie mister. Mister, commento sulla partita. Franco Martin era molto contento del successo. Ha ragione a essere molto contento, perché comunque la vittoria è stata meritata per quello che hanno fatto vedere, quindi onore a loro per come l'hanno interpretata, per come l'hanno giocata,
e come ho detto prima a un suo collega, sicuramente per i miei è una lezione di umiltà che insomma, i miei sono ragazzi, devono imparare, alcune volte si dimenticano che loro hanno una grande opportunità e devono dimostrare ogni gara, poi giocare in un palcoscenico così e avere un atteggiamento così superficiale sicuramente non mi ha reso molto felice, anzi sono molto arrabbiato con i miei ragazzi. Con gli altri complimenti perché hanno fatto una buona gara e l'hanno interpretata in modo perfetto. C'era qualche giocatore appena arrivato sotto osservazione, che tipo di giudizio? Dei nostri non posso dire cose positive di nessuno perché, ripeto, per le qualità che abbiamo dovevamo giocare in modo diverso, quindi non l'abbiamo fatto, quindi sicuramente una prova negativa da parte di tutti. Probabilmente con la testa ci sentivamo già in vacanza e abbiamo affrontato la gara in modo troppo superficiale. Quando si fanno partite superficiali alla fine si fa brutta figura e questo spero che almeno questo sia un insegnamento per loro. Mister, intanto buon Natale, grazie e ci rivediamo per l'inizio dell'anno nuovo con le nuove partite. Grazie mille. Oggi non è un buonissimo Natale perché giocare in questo impianto meraviglioso e non rendere onore a questo campo non è una cosa che mi rende molto felice, però ringrazio e faccio anche buon Natale a tutti. Grazie a Luca Mattiussi e allora se possibile inquadriamo anche la premiazione del migliore in campo. Ho chiamato anche, eccolo qua, complimenti capitano, insomma partitona oggi. Insomma, per noi fa piacere essere qua oggi, infatti dobbiamo soltanto ringraziare insomma, chi ha permesso questa manifestazione qua che è bellissima e noi dilettanti abbiamo comunque dimostrato che in un palcoscenico così importante possiamo far vedere anche degli sprazzi di buon calcio. Ho sentito sia Franco Martin sia Luca Mattiussi che chiaramente ognuno per le proprie squadre ha detto il concetto è che avete giocato molto meglio, approcciato anche mentalmente molto meglio questa partita, ci tenevate proprio. Beh sai, ci tieni sicuramente tanto a fare bella figura quando ti capita magari l'unica occasione nella vita, a me poi che ho 34 anni, quindi non penso che mi ricapiterà più, però quindi sì, ci sta che magari rispetto a loro che provavano più a giocare la palla, più schemi, noi abbiamo buttato magari anche un po' il cuore, abbiamo messo un po' tutto perché insomma sono occasioni più uniche che rare, il mister ci aveva detto date tutto quello che avete, divertitevi e penso che abbiamo interpretato la partita nella maniera corretta. E bisogna solo farti i complimenti perché davvero oggi hai fatto una grandissima figura tu con tutti i tuoi compagni. Complimenti e buon Natale. Grazie mille, tanti auguri. Grazie anche a Salger, il cerimoniale impone ancora qualche minuto per cui restiamo in cronaca e vediamo se riesco a chiamare il portiere. Intanto Basso e Salger sono i due MVP, quindi li abbiamo centrati entrambi con il premio offerto dalla Maico per l'MVP, i due giocatori. Luca Salger, centrocampista del Brian di Precenicco, e Basso, attaccante della Pro Fagagna, sono i due migliori giocatori di questo incontro. Vetrina meritata, hanno giocato tutta la partita, stati scelti dal mister Franco Martin. E allora direi, su questa premiazione di Salger e Basso, io ringrazio Andrea per le riprese, la struttura di Udinese TV per la regia. Dalla Dacia Arena e dal mondo del calcio dilettanti un saluto e un arrivederci al prossimo anno. Vi ricordo, il 6 gennaio si giocherà la finalissima di Coppa Italia a Manzano, in campo le prime due dell'eccellenza, il Cernis Muzzane contro la Gemonese. Saremo in diretta su Udinese TV. Un arrivederci, un buon Natale, buona fine di 2016, ci vediamo il giorno della Befana. Ciao a tutti.